Ecco il video che immortale incastra il ladro, nemmeno trentenne di nazionalità nordafricana, con i dreadlock raccolti in cima alla testa, mentre ruba un cellulare al negozio di elettronica e riparazioni Tian Tian in via Piave a Mestre. Ladro che poi, dopo il furto, si è presentato dal vicino barbiere per tagliare i rasta, nell'inutile speranza che con il nuovo taglio e look nessuno lo riconoscesse. Così non è stato, visto che il ladro è molto conosciuto sia dai residenti che dagli uomini delle forze dell'ordine che l'hanno tratto in arresto. Il ladro, oramai ex Rasta, pare sia un senza fissa dimora e nulla facente. Da tempo bazzica intorno alla zona, specie lungo i giardinetti vicini alla stazione e spesso insieme ad una ragazza del posto di bassa statura. Qui è conosciuto da tutti, anche dalle pattuglie delle forze dell'ordine che monitorano questa fragilissima dal punto di vista della sicurezza zona della città e ostaggio di criminali sbandati e persone con problemi di tossicodipendenza, come l'africano incastrato dalle immagini della videocamera del negozio depredato del telefono cellulare.